Centro anch'io, centro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati. Vi piacerebbe possedere un'armilla in vetro blu? Voi che dite che è? Non la possederete, ma ve la mostriamo e la potete anche voi ammirare al Museo di Santa Giulia. Rinvenuto occasionalmente a Flero nel 1887, il bracciale in vetro blu cobalto era ornamento fondamentale per le donne celtiche. Il colore era infatti collegato alla grande madre terra, uno degli spiriti della natura più importante, simbolo di fertilità e di abbondanza. Oh, attenzione, non ci sono galli nei paraggi, vero? No, sapete perché? Perché si dice che quando i gai i canta fode uro, se le char el sannigulo. Andiamo. Quando i gai i canta fode uro, se le char il sengula. Nigula. Sì, ecco, attenzione, non c'è parolaccia, insomma. Questo è, tu riusciresti a tradurlo, Nicola? Quando i galli cantano fuori Fode uro, vabbè. dall'ora, Sì. Se le char... se è chiaro Sì. e si annuvola. Nicola, tu che scuola frequenti? Liceo Scientifico Copernico. Beh, allora, se ci fosse la materia dialetto, tu prenderesti 10 lode. Ecco. Ciao, grazie. Ciao. Massimo e Giordana a spasso, ma io devo pensare a qualcosa o cioè colleghi, amici? Colleghi. Colleghi. Massimo, senti, prova a leggere un po', te la cavi col dialetto? Dai. Quando i gai? I canta fode ura se le char e sannigula. Oh, facile, facile. Sì. Quando i galli cantano fuori orario, se è chiaro, si annuvola. Quindi è un detto un po' contadino, insomma, legato alla civiltà. Essendo di Ghedi, L'ha mai sentito un gallo dalle sue parti? certo. A che ora la mattina si sente il gallo di Ghedi? Benissimo. Lei ha ancora la fortuna di vivere vicino a un gallo che canta. Certo. E quindi lei non ha la sveglia. Certo. E se è chiaro si rannuvola. Non ho mai notato la cosa. Qual è l'orario sbagliato del gallo? Cioè quando i gai canta fode ura vuol dire a che ora secondo lei Massimo? È un esperto. Quando cantano al pomeriggio, quando cantano fuori dall'orario, è pomeriggio, la sera, che ne so, ma la mattina presto il gallo deve cantare, altrimenti che gallo è? L'hai mai sentito cantare un gallo al suo orario giusto? Al suo orario giusto capita a volte, sì, magari in campagna di sentirlo, ecco. E un gallo che canta fode ura, cioè... Dopo l'alba, immagino, nel pomeriggio, e quindi non si sente cantare il gallo dopo. Non si sente, chissà, magari lei a spasso fa il pisolino, quell'ora il gallo canta. Esatto, forse quello. Forse ci sono pochi galli qua in città, per cui è difficile testimoniare questa cosa. Quando i gai canta fode uro, se le chare il sannigulo. Bene, hanno risposto correttamente. Ovvero, quando i galli cantano fuori dal loro abituale orario, se il cielo è sereno, è molto facile che si possa rannuvolare. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi lasciamo ai nostri ragazzi e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao Davide, tu hai mai visto qualcosa di ströbiat o di strubiunat? No. Sai cosa significa ströbiat, strubiunat? Rotto? È qualcosa che ha a che fare con i vestiti. Un vestito... Strappato? Brutto? No, spiegazzato, stropicciato. Centro anch'io.